Lauretta è stata uccisa con 33 coltellate, l'assassino ha tentato di smembrarla, sono le ipotesi che emergono dall'autopsia eseguita stamattina a Udine. La procura, la donna è morta dissanguata. Sofia Pellegrini, la ragazza affetta da una grave forma di cisti, torna a camminare dopo l'operazione a Cipro, possibile grazie a una raccolta fondi, ora sogna una vita normale, dice grazie Friulani. Polemiche dopo le 150 segnalazioni di molestie da parte di donne all'ultima adunata degli Alpini. Una petizione chiede di sospendere per 2 anni i raduni delle penne nere, a rischio l'adunata di Udine. Percepivano il reddito di cittadinanza ma possedevano auto e ville di lusso. 2 residenti in Friuli sono stati denunciati dalla polizia postale che ha smascherato una serie di truffe online. 25 anni dopo la conquista della prima qualificazione UEFA da parte dell'Udinese di Zaccheroni, le emozioni e i ricordi stasera in una puntata speciale di Elettroshock, ospite d'eccezione Mr. Zac. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Come avete letto quindi dai titoli, nuovi e importanti elementi sono emersi oggi dall'autopsia di Lauretta Toffoli, uccisa sabato in Via della Valle a Udine. A raccontarli a Telefriuli è Eddie Sanson, consulente della difesa di Paglialonga. Sentiamolo. 30 coltellate, 4 delle quali mortali, e l'assassino avrebbe tentato di smembrare il corpo di Lauretta Toffoli, ma senza riuscirvi. Sono le conclusioni a cui è giunto Eddie Sanson, esperto di scena del crimine e consulente della difesa di Vincenzo Paglialonga, che oggi ha assistito all'esame autoptico della 74enne uccisa sabato notte in Via della Valle a Udine. Una situazione molto importante, molto complessa. La donna si è difesa, aveva delle ferite le caratteristiche delle ferite da difesa, e poi c'era quell'elemento che diciamo era contrario al quadro d'insieme, non aveva nulla a che fare, che è un taglio molto profondo, molto determinante dietro il ginocchio sinistro. Tutti i particolari raccontati a Telefriuli, che manderà in onda le interviste a Eddie Sanson e a Pier Giorgio Bertoli durante Screenshot subito dopo il telegiornale. Dal versante dell'accusa, la procura e la questura di Udine hanno reso noto che a Paglialonga è contestato di aver colpito Lauretta Toffoli con 20 colpi di coltello a tronco, collo e coscia destra, causandone il decesso per shock emorragico da ferite da taglio e punta. Tanti gli indizi raccolti dagli investigatori. Paglialonga è stato visto entrare più volte a casa della vittima e i vicini hanno sentito, oltre alle urla della donna, anche quelle dell'uomo, che aveva la disponibilità delle chiavi di casa della 74enne. Infine, il coltello sequestrato in casa dell'indiziato sarebbe compatibile con le ferite e presenta apparenti tracce di sangue. Sono stati sequestrati anche alcuni indumenti appena lavati e un paio di calzini con apparenti tracce di sangue. Continuiamo con la cronaca. In Corte d'Assise a Udine il PM ha chiesto l'ergastolo e 30 anni di carcere per i 2 giovani marocchini accusati dell'omicidio di Marcella Boraso, uccisa barbaramente a Portogruaro nel luglio 2020. La sentenza attesa per la tarda serata di oggi. Un ergastolo e 30 anni di carcere. Sono le condanne chieste davanti alla Corte di Assise di Udine dal PM di Pordenone Carmelo Barbaro per Mohamed Rabi e Wail Boulayed, entrambi marocchini di 23 anni, accusati dell'omicidio di Marcella Boraso, uccisa nella sua casa di Portogruaro la notte tra il 21 e il 22 luglio 2020. Un delitto particolarmente efferato. La donna fu prima seviziata con un coltello e poi uccisa in bagno a colpi di martello. Dopo l'omicidio, l'appartamento della donna, dal quale furono rubati alcuni oggetti, fu dato alle fiamme. A scoprire il corpo di Marcella Boraso furono i vigili del fuoco chiamati dai vicini di casa. La pubblica accusa ha chiesto la condanna meno dura per Boulayed, nonostante abbia lui stesso confessato gli atti più efferati per la collaborazione al comportamento processuale. Il difensore di Boulayed, Igor Zornetta, ha chiesto il minimo della pena. Per Rabi, che si è sempre detto estraneo all'uccisione, gli avvocati Gaetano Vinci e Igor Visentin hanno chiesto la soluzione e in subordine la derubricazione dell'omicidio in favoreggiamento personale. Percepivano il reddito di cittadinanza ma possedevano auto e ville di lusso anche in Friuli. 11 persone specializzate nelle truffe online, tra cui 2 residenti a Chionse e Cordenons, sono state denunciate dalla polizia postale nell'ambito di una vasta operazione a livello nazionale.
Vivevano in ville da sogno e in garage avevano Porsche e Lamborghini, ma per lo Stato erano indigenti e percepivano il reddito di cittadinanza. A incastrarli è stata la polizia postale della Liguria, che ha scoperto la gang e denunciato 11 persone tra i 35 e i 40 anni di etnia Sindhi, tutte imparentate. 2 di loro sono residenti in Friuli, a Chions e Cordenons. Le loro case, protette da cinte murarie, recinzioni e telecamere di videosorveglianza, sono state perquisite nell'ambito dell'operazione della polizia, che ha eseguito controlli anche in Toscana e Veneto. L'accusa nei loro confronti è associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Secondo gli investigatori, le 11 persone avrebbero messo a segno centinaia di raggiri online che avrebbero fruttato almeno 500.000 euro, ma gli inquirenti non escludono che possano essere stati molti di più e che la gang abbia guadagnato diversi milioni di euro. Le indagini degli investigatori sono partite dai movimenti sospetti di una coppia che si occupava di ritirare agli sportelli di istituti di credito dell'Alta Toscana e nello Spezzino quelli che sono poi risultati essere i proventi dell'attività criminale di un'organizzazione più articolata. Le truffe vedevano alcuni telefonisti agganciare le vittime dopo aver visto le inserzioni online. Fingendo di voler pagare subito la merce, riuscivano a far inserire i codici alle vittime che a quel punto, invece di ricevere i soldi, li versavano ai truffatori. Per garantirsi l'anonimato, il gruppo comunicava solo tramite chat di messaggistica istantanea, ma non per questo è riuscito a sfuggire alla polizia postale. Importante operazione della polizia di Trieste che ha denunciato 4 persone, 3 a Muggia e 1 a Pisa per un traffico illecito di cani con l'Est Europa. Erano meticci ma venivano venduti come se fossero di razza pregiata. Una truffa da 150.000 euro vendendo finti cani di razza è fatta da 3 cittadini di Muggia, un uomo di 62 anni con il figlio di 28 e il nipote di 51 anni e una donna di Pisa che faceva da ponte con l'Est Europa. Le indagini della squadra mobile della Polizia di Stato, coordinate dal sostituto procuratore Chiara De Grassi ed effettuate in collaborazione con la Guardia di Finanza di Muggia, la Polizia Locale di Trieste Muggia, hanno consentito di bloccare una vendita illecita di cani. Tutto è iniziato a settembre 2020, quando al Comune di Trieste è stato notato un boom nelle registrazioni di barboncini provenienti da un allevamento di chiampore. Gli agenti, dopo 1 anno e mezzo di indagini, hanno ricostruito la filiera. In pratica, tramite la donna di Pisa, si ordinavano animali dall'Est Europa, spacciandoli per cuccioli di cani con un pedigree di tutto rispetto. Gli animali erano in realtà sottoposti agli ormai noti viaggi della speranza e un carico era stato anche intercettato dalla polizia slovena. I 4 sono stati denunciati per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia e truffa continuata, 13 le denunce depositate. E poi c'è anche l'evasione fiscale di 30.000 euro a fronte di un guadagno di circa 150.000 euro. Ricercatissimo dai clienti della destra tagliamento a caccia di hashish, un pusher pakistano è stato arrestato dalle Fiamme Gialle di Pordenone. 360 episodi di spaccio in poco più di 1 anno, praticamente uno al giorno. Un giovane pusher di nazionalità pakistana è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Tutto è partito da un semplice controllo da parte di una pattuglia nei confronti dell'uomo, pizzicato durante l'ultimo lockdown fuori dal proprio comune di residenza, senza valida motivazione. Sanzionato per il mancato rispetto delle restrizioni anti-Covid, è stato anche denunciato perché trovato in possesso di stupefacenti e contanti ritenuti provento dello spaccio. Sono così scattate le indagini delle Fiamme Gialle della destra tagliamento su delega della Procura di Pordenone. Incrociando i tabulati del traffico telefonico con le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, sono stati ricostruiti 360 episodi di spaccio di hashish tra gennaio 2021 e febbraio 2022 a favore di moltissimi clienti. La Guardia di Finanza ha così richiesto la misura cautelare personale concessa dalla GIP del Tribunale di Pordenone. Il cittadino pakistano è stato portato in carcere a Udine. 3 ore di operazione finalmente via le cisti che le impedivano di camminare dal 2014. Un intervento effettuato a Cipro grazie a una raccolta di fondi di 50.000 euro effettuata a tempo di record. Questa è la storia di Sofia Pellegrini di San Marco di Mereto di Tomba, che ora dice: ora sto bene, torno alla vita normale. Grazie friulani, voglio tornare a studiare quest'estate al mare Bibbione senza le stampelle. Sentiamo. Missione compiuta per Sofia Pellegrini, la giovane ventenne di San Marco di Mereto di Tomba affetta dalla sindrome di Tarlove e che agli inizi di aprile aveva chiesto un aiuto economico per potersi operare a Cipro. Servivano 50.000 euro che sono stati raccolti in 13 giorni. Doveva essere eliminata una cisti da 20 cm che schiacciava l'osso sacro e la colonna vertebrale, creando grossi problemi di deambulazione alla giovane friulana. Lo aveva ribadito in uno dei suoi appelli a Telefriuli. Le cisti di Tarlove in norma sono molto piccole, la mia invece è molto gigante e mi dà diversi problemi,
molto dolore a tutta la schiena e in particolare alla parte sinistra del corpo, perché ovviamente la mia cisti, quella grande, poggia più che altro sulla parte sinistra del corpo, schiacciando e strecciando tutti i nervi che ovviamente creano molto dolore. Una patologia congenita scoperta però nel 2014 e ora risolta dopo 3 ore di operazione eseguita dal dottor Frank Ziegenbaum, che durante l'intervento ha trovato altre cisti, ricostruendo 3 vertebre deteriorate dal male. Sofia sta meglio, non sente la pressione sulla colonna vertebrale e ha abbandonato le stampelle. E da Cipro Sofia ci ha fatto arrivare questa testimonianza video, affiancata dalla sua amica del cuore Giorgia Gasparotto, in particolare da Irene, segretaria del dottor Ziegenbaum. Oggi sarà dimessa e concluderà la sua convalescenza in hotel, venendo visitata quotidianamente dal medico. Il 20 maggio rientrerà in Friuli, dove ad attenderla ci sono i genitori Dino, Elena, le nonne Maria e Nives e soprattutto tutti gli amici. Obiettivo: tornare alla vita normale e recuperare lo studio perso, programmando una settimana al mare, a Bibione, raggiungendo l'acqua, senza stampelle. Mi sento molto meglio rispetto a prima, la gamba non mi fa più male, riesco a camminare piano. La cronaca: un nuovo incidente sulla A4 avvenuto tra la Tisana e Portogruaro in direzione Venezia. Un urto laterale ha coinvolto un furgone e un autocarro al chilometro 462, poco dopo il ponte che sorpassa il tagliamento. Nel nuovo tratto a 3 corsie, dopo lo schianto, il furgone è andato a sbattere contro la barriera in cemento che divide le 2 carreggiate. Fortunatamente l'urto non è stato violento, il veicolo finito di traverso, creando non poche difficoltà alla viabilità sul posto. La polizia stradale, i vigili del fuoco, il soccorso, i sanitari del 118 e il personale di Autovie Venete, ferito in maniera non grave il conducente del veicolo più leggero, poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro. Incidente tra 2 vetture in piazzale Marco d'Avanza, all'ingresso della rotatoria posta tra Viale Boccaccio e Viale dello Sport. Stiamo parlando di Udine Nord, coinvolti in uno scontro semifrontale una Peugeot monovolume dell'esercito italiano. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare al pronto soccorso di Santa Maria della Misericordia i conducenti. Ferite lieve per le 2 persone coinvolte, rilievi e gestione del traffico a carico della polizia locale di Udine, intervenuta per appurare le cause dell'incidente. Voltiamo pagina. Continuano le polemiche dopo le 150 segnalazioni di molestie da parte di donne all'ultima adunata degli Alpini. Ora una petizione chiede di sospendere per i prossimi 2 anni i raduni delle penne nere, il che metterebbe a rischio l'adunata di Udine 2023. Sentiamo. In poche ore ha raggiunto le 13.000 firme con l'obiettivo di bloccare almeno per 2 anni l'adunata degli Alpini. Non si placano le discussioni e le polemiche sulle 150 segnalazioni di molestie verbali e fisiche, ancora tutte da accertare, da parte di donne alle attiviste di Non Una di Meno, subite durante il raduno di Rimini. Ora una petizione chiede fermamente al Consiglio delle Penne Nere di prendere seri provvedimenti di sospendere adunate nel biennio 23-24. Non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile e svilente per le donne e per tutte le minoranze, si legge nella petizione. Vogliamo che tutti si sentano liberi di occupare le città senza sentirsi minacciati e in pericolo. La sospensione metterebbe a serio rischio l'adunata di Udine, prevista nel 2023. Nel capoluogo friulano nessuno vuole pensare a questa remota possibilità, anzi, si sta cercando di studiare tutti gli accorgimenti possibili per garantire la sicurezza. Prima di tutto, se ci saranno le denunce, verificheremo. Ci dispiace se per caso sono successe, perché non devono succedere. Difatti noi cercheremo, anche parlando di sicurezza prima, anche di vedere quello che potremmo fare su queste cose, ma mi auguro che sia stato un qualcosa così isolato. Sono 5 i decessi con Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia, sono 793 le nuove positività emerse attraverso 7.627 tamponi complessivi tra antigenici e molecolari. Sono questi in sintesi i dati dell'ultimo bollettino regionale che da oggi sarà fornito dalla Direzione Centrale Salute che è stato fornito solamente in maniera sintetica. Salvini e la Lega sono contro la legalizzazione delle droghe leggere. A poche ore dall'incursione di TV Boy a Udine e dal suo murale che rappresenta il leader del Carroccio in stile rasta giamaicano è arrivata la secca risposta del diretto interessato alle richieste dell'artista palermitano. Mancava solo il genio street artist che mira figure in versione Bob Marley, ha scritto sui suoi social Salvini, rilanciando un articolo tratto dal sito della nostra emittente. Ringrazio per l'assist che mi permette di ricordare un concetto sacrosanto: contro ogni droga sempre.
Viva la vita, ha poi concluso l'ex ministro. L'arrivo della nuova PAC, le risorse del PNRR, l'aumento vertiginoso delle materie prime, concime dei carburanti più 130%, un quintale di grano duro viene pagato oggi 55 euro al quintale. Di questo, ma anche dei contributi alle aziende per l'installazione di impianti fotovoltaici, se ne è parlato oggi alla Camera di Commercio di Udine in un incontro promosso dalla Coldiretti. Da una parte la nuova PAC, dall'altra i rincari iperbolici del concime che in Friuli Venezia Giulia ha subito aumenti del 170%, il gasolio è schizzato su del 130%. Di questo si è parlato questa mattina in Camera di Commercio a Udine in un incontro promosso dalla Coldiretti. Oggi si parla della nuova PAC e un'opportunità per un'agricoltura che boccheggia. Noi oggi abbiamo in Friuli Venezia Giulia questa tappa regionale di un tour che è nazionale. Questa nuova PAC non andranno a mancare gli aiuti e i contributi per favorire il ricambio generazionale. Sul piatto stiamo parlando per l'Italia di 9 miliardi e mezzo circa. Principale ospite al segretario nazionale Coldiretti Giovane Impresa Stefano Leporati, che ha ascoltato le istanze e i problemi della categoria, ma qualche buona notizia l'ha portata, sottolineando come anche i prezzi siano arrivati alle stelle. Vedi quello del grano duro che in questi giorni è arrivato a 55 euro al quintale, ma ci sono opportunità come la nuova PAC e il PNRR. Abbiamo ottenuto 1 miliardo e mezzo sul piano nazionale di ripresa e resilienza e cosa succede? I giovani hanno il 20% in più di intensità d'aiuto, perciò possono installare pannelli sulle strutture delle aziende agricole, che siano laboratori o stalle, e hanno il 60% di contributo in conto capitale, perciò oggi si discute delle opportunità. E noi abbiamo anche sostenuto una legge contro le pratiche sleali. Occorre applicarla per garantire prima di tutto agli agricoltori che vengano pagati i costi di produzione sempre attraverso questa contrattualistica, e poi da lì si parte per avere una giusta remunerazione. Dopo il via libera dal Presidente della Regione Massimiliano Federica, anche l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro apre l'ipotesi di un rigassificatore offshore lontano dalla costa. Sentiamo. L'unica condizione è che non sia vicino a riva. Il rigassificatore offshore non è l'obiettivo primario della regione, ma dopo la disponibilità del presidente della regione, Massimiliano Federica, anche l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro apre, seppur con qualche distinguo, e ricordando che il focus principale sono le energie rinnovabili. In momenti di eventi di guerra, dove abbiamo delle fonti di energia che dipendono da un unico fornitore, il 50% dell'energia ci arriva dalla Russia e dal petrolio, e quindi è giusto diversificare. È auspicabile che l'energia sia energia pulita, però è un sogno che lo vedremo nei prossimi decenni. Nell'immediato bisogna fare in maniera che le nostre fabbriche lavorino, che le nostre case abbiano l'energia. Possiamo anche spegnere, come ha detto il Presidente Draghi, condizioni in estate, ma certamente non possiamo spegnere le nostre fabbriche e i posti di lavoro. Di conseguenza troviamo delle fonti alternative. Questi sono i rigassificatori fatti lontano dalle coste, che non siano impattanti, che non abbiano impatto sul turismo, sul traffico delle navi. La friulana Tonuti Tecniche Grafiche ha conquistato il terzo gradino del podio dagli FTA Europe Diamond Awards, la più importante manifestazione d'Europa dedicata alla stampa flessografica tenutasi a Milano il 5 maggio. Tonuti Tecniche Grafiche, lo ricordiamo, conta 107 dipendenti, più di 600 clienti tra Italia, Europa e Stati Uniti, un turnover di oltre 21 milioni di euro. Un esemplare di gatto selvatico salvato da cucciolo e curato dal centro di recupero fauna selvatica di Campo Formido per 8 mesi è stato liberato a Montaperta di Taipana. La sua nuova vita sarà seguita in un progetto dell'Università di Udine. C'era una volta una gatta. È tornata nei suoi monti attorno al santuario della Santissima Monte Aperta di Taipana, la gatta selvatica Vivi, chiamata così in onore di Viviana, la donna che proprio in quel luogo l'aveva trovata cucciola in difficoltà lo scorso autunno. Dopo le cure al centro di recupero fauna selvatica di Campo Formido ha riassaporato la libertà. E quindi adesso siamo qui, l'abbiamo allevato, l'abbiamo curato, è nato in seconda cucciolata questo perché i gatti nascono verso fine aprile. Adesso siamo qui proprio dopo quasi 6 mesi, 7, a poterlo liberare.
Alla liberazione questa mattina hanno partecipato anche la Forestale e l'Università di Udine, che attraverso una strumentazione dedicata seguirà le tracce del felino. È un animale molto criptico, vengono considerate come un po' il fantasma dei boschi. Oggi, prima della liberazione, sono stati svolti le ultime indagini e gli ultimi accertamenti ed è stato posto un collare che l'equipe del dottor Firacorda, appunto collega dell'Università degli Studi di Udine, gli permetterà di essere seguito e anche valutato poi i giorni successivi al rilascio dell'animale. Per Vivi ricomincia così una nuova vita. Piazza San Giacomo come non la si vedeva da mezzo secolo. A 10 anni dal pronunciamento della sovrintendenza sarà demolita l'edicola, nota anche per essere finita al centro di uno scandalo nazionale. Vediamo. Piazza Matteotti come non la si vedeva da quasi mezzo secolo, sarà questo il particolare effetto che vivranno i cittadini che attraverseranno il cuore di Udine da giovedì 19 maggio. La prossima settimana infatti sarà battuta la vecchia edicola posta a lato della chiesa di San Giacomo. A quasi 50 anni prima di essere spostata a lato della corte del Pozzo del 1400, per un paio di decenni fu ospitata sopra il plateatico medievale di Piazza San Giacomo. La struttura fu anche al centro di un'inchiesta sul calcio scommesse che coinvolse 46 persone, tra le quali il titolare dell'edicola e alcuni giocatori di Serie A. Le operazioni di smantellamento inizieranno mercoledì 17. Il giorno seguente infine si proseguirà con la rimozione dei materiali. La demolizione arriva a 10 anni dallo sgombero imposto dalle Belle Arti di Udine con il pronunciamento disposto dall'allora soprintendente Maria Giulia Picchione, nota in regione per i numerosi divieti imposti alle manifestazioni nelle piazze monumentali del Friuli Venezia Giulia. Nuova vita dunque per la piazza più prestigiosa del capoluogo friulano e nuova vita anche per l'attuale edicolante che da martedì 17 maggio aprirà al pubblico il nuovo chiosco in stile Liberty posizionato ai piedi di Palazzo Daronco tra via Nicolò Lionello e Casa Cavazzini. Ha solo qualche problema di udito, guarda la TV, mangia regolarmente e gode di ottima salute. Teresa Baschierato, originaria del Padovano, ha festeggiato il suo secolo di vita a Bueris di Magnano in Riviera e la nonnina dice: a 100 anni sono arrivata, quelli in più sono tutti regalati. 100 anni non sentirli è il caso di una certa Teresa Baschierato, originaria di Sant'Angelo di Piove, in Veneto. Una salute di ferro e un carattere energico, vedova del 99 quando perse il marito Danilo e circondata dall'affetto della figlia Mirella e dal genero Agostino Simeoni, con loro vive a Bueris di Magnano in Riviera. Nonna Teresa ha ancora un fratello in vita, 98 anni suonati, mentre qualche tempo fa ha perso un fratello, primo, alla soglia dei 101 anni, e una sorella, Lorenzina, andatesene quando di anni ne aveva 94. Teresa soffre ancora per il decesso della figlia, Fernanda, che ricorda sempre. Una centenaria che ripete spesso, frase che le porterà sicuramente fortuna: a 100 anni sono arrivate, che arrivin e son dugli regalas. A 100 anni sono arrivata, quelli che arriveranno sono tutti regalati. Anche i suoi avi hanno raggiunto età di tutto rispetto, come la nonna Antonia, volata in cielo a 104 anni. Nei giorni scorsi è stata festeggiata con familiari e amici, il medico che l'ha seguita per anni, il sindaco del paese. Lei inizialmente con la sua modestia ed educazione non voleva fare feste per non impegnare i suoi cari, ma alla fine è rimasta entusiasta dei tanti fiori e del tanto affetto che gli è arrivato. L'abbiamo incontrata con l'assistenza della figlia e genero, visti i soli problemi di udito. Mi domandare, c'è avuto come fatto arrivare a 100 anni? Che hai fatto arrivare? E ho fatto arrivare che ho tanto sofferto, molto, una vita del calvario che ho fatto, ma adesso sono arrivata ai 100 e non mi manca 0. Completato il modello base per la realizzazione della statua in bronzo dello scrittore Carlos Gorlón, l'artista Calogero Condello ha svelato i segreti della sua opera al sindaco di Udine. È stato portato a termine il modello per la realizzazione della statua in bronzo di Carlos Gorlón, che entro la fine di settembre sarà posizionata all'esterno della Biblioteca Civica Ioppi di Udine. Il sindaco Pietro Fontanini e l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolotta hanno visitato a Vedronza il laboratorio di Calogero Condello, l'artista che ha vinto la gara pubblica indetta dal comune di Udine per la realizzazione della statua del grande scrittore. La sua opera è stata scelta fra le 14 proposte da altrettanti artisti. Con questa statua, che viene realizzata a grandezza naturale, l'amministrazione comunale di Udine intende celebrare uno degli scrittori che hanno fatto conoscere il Friuli e il suo capoluogo in tutto il mondo. Condello ha ripercorso le tappe che hanno permesso di acquisire il materiale e la conoscenza di Gorlón necessari a produrre un manufatto aderente alla realtà.
Sono passati 25 anni dalla cavalcata dell'Udinese di Zaccheroni alla conquista della prima qualificazione UEFA. 25 anni dopo, negli studi di Telefriuli, è tornato lui, Mister Zac. Vediamo un estratto di questa intervista, questa sera lo speciale a Elettroshock a partire dalle ore 21. Ci sono delle date che non segnano solo la storia dell'Udinese, ma quella di un'intera città. Dove eravate il 1° giugno del 97? Era l'ultima di campionato, si doveva vincere per completare una rimonta culminata nella conquista della qualificazione alla UEFA. Era il secondo anno di Zaccheroni alla guida della squadra, un anno segnato da alcune date storiche. Il 15 dicembre 1996, quando Amoroso prima puntò i piedi minacciando di andarsene e poi segnò una doppietta alla Fiorentina, di fatto sancendo la fine della sua saudade. Poi, nel girone di ritorno, il 13 aprile, la gara che stravolse tutto, il 3-0 alla Juve a Torino e la nascita di un rivoluzionario 3-4-3. Era un peccato, avendo 3 giocatori di grandissima qualità davanti, perché erano 3 giocatori veramente molto forti, doverne lasciare fuori a turno uno era un peccato. Se non si ha coraggio nel calcio, l'asticella non la alzi mai. Lo racconta lo stesso mister Zaccheroni, che oggi a Udine, per la presentazione del libro dedicato alla vita di Gianni Marchiol, suo grande amico, è stato ospite nei nostri studi, come accadde con tutta la squadra alle 2 di notte di quello che ormai era già il 2 giugno del 97. La puntata speciale di Elettroshock, con i contributi di tanti ex udinese e diverse sorprese per il mister, andrà in onda questa sera a partire dalle 21. 25 anni sono passati, giorni per certi versi lontanissimi, diversissimi, ma questa sera sicuramente vicini al cuore di tutti. Ed era questa l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata, tra pochi minuti il TG Sportivo, grazie, arrivederci.